benvenuti a Noi Chiesa. Sono partiti circa 300 ragazze e ragazzi dalla diocesi di Chiavari per il Giubileo dei Giovani, che vivrà i suoi momenti culminanti sabato e domenica a Tor Vergata. Venerdì mattina la partenza di 4 pullman dalla diocesi di Chiavari, venerdì pomeriggio il passaggio alla Porta Santa, venerdì sera un momento di preghiera per i ragazzi di tutte le diocesi della Liguria. Sabato il trasferimento a Tor Vergata, sabato sera alle 20:30 la veglia con il Papa, domenica mattina alle 9:30 il Papa presiederà la Santa Messa sempre a Tor Vergata. Potrete seguire gli appuntamenti centrali del Giubileo dei Giovani in diretta su Teleradio Pace 1 al canale 12. Ma vediamo il servizio sulla partenza delle ragazze e ragazzi della nostra diocesi. Quattro pullman sono partiti dalle località del Tigullio venerdì 1 agosto per portare oltre 240 giovani pellegrini a Roma e nella città del Vaticano per il Giubileo dei Giovani che secondo le stime radunerà sulla spianata di Tor Vergata 1 milione di ragazzi e ragazze provenienti da 146 paesi del mondo. Si aggregheranno al primo gruppo già arrivato a Roma di circa 40 giovani e vivranno queste giornate insieme alle comunità delle altre diocesi liguri per un totale di 1 migliaio di giovani pellegrini dalla nostra regione. Don Andrea, pronti a partire? Qual è il clima sul pullman? Ma il clima di grande entusiasmo, siamo pronti a partire. Stamattina il gruppo di Lavagna era già bello carico, pronti per questa bellissima esperienza del Giubileo dei Giovani a Roma e l'incontro con Papa Leone. Giada, pronta per partire per Roma? Sì, è sempre una bella esperienza insieme al nostro Don e anche per vivere insieme il Giubileo. E oggi poi attraverseremo la Porta Santa, quindi sarà un momento speciale e sono pronta. A Roma insieme al gruppo, com'è il clima? Siamo carichi e un'altra esperienza insieme, ormai diversi anni che siamo sempre noi e si aggiungono nuove persone. È bello fare esperienze così insieme, di fede, di divertimento e così. Venerdì pomeriggio a San Paolo fuori le mura il passaggio della Porta Santa, poi il ritrovo nella parrocchia di San Giovanni de' Rossi, dove dopo cena è previsto un momento di preghiera con gli altri giovani delle diocesi liguri. Sabato mattina dopo la colazione inizierà il trasferimento verso la spianata di Tor Vergata, la prima parte in pullman e la seconda a piedi. La veglia di preghiera con il Papa è prevista alle 20:30 e sarà preceduta dalla festa sulla spianata. Domenica mattina Papa Leone presiederà la messa alle 9:30. Le ragazze e i ragazzi ripartiranno per tornare in Liguria intorno alle 13. Nel percorso di avvicinamento al Giubileo dei Giovani, diverse comunità italiane hanno vissuto esperienze a contatto con ragazze e ragazzi di altre diocesi. È quello che è successo ai giovani di Rapallo, che hanno trascorso alcuni momenti di conoscenza e di fraternità nella diocesi dell'Aquila, proprio accanto a quei ragazzi che stanno vivendo in una città ferita dal terremoto. Vediamo. La terra che trema spezza lo scorrere del tempo, il legame con la realtà e con gli affetti. Come si vive in una terra spezzata dal terremoto? È la domanda che i giovani di Rapallo hanno provato a porre ai loro coetanei dell'Aquila, che hanno incontrato nel loro pellegrinaggio verso Roma, verso l'incontro con altre ragazze e ragazzi da ogni parte del mondo. Il tema che abbiamo cercato un po' di portare avanti in questi giorni di campo insieme ai ragazzi è quello delle luci nei vari bui che ci accompagnano. E quindi il primo giorno abbiamo parlato di alcuni momenti di buio nella nostra vita e di dove possiamo trovare invece la luce che c'è in noi e negli altri. Il secondo giorno abbiamo cercato di vedere il buio della comunità e le luci di una comunità che cerca di ripartire e di ricostruire. E l'ultimo giorno invece guardiamo al buio globale e alle luci che invece ci possono essere in questo contesto mondiale difficile. Siamo stati accolti molto bene in questa diocesi, ci siamo sentiti subito amici, subito fratelli con le persone che abbiamo incontrato e insieme alle altre diocesi di Lecce, Rovigo, Bologna e di tanti altri posti siamo riusciti ad entrare in comunione, a vivere momenti davvero significativi che danno già impulso alle giornate che vivremo prossimamente a Roma.
Significativa la celebrazione eucaristica comunitaria nella Basilica di Colle Maggio, presieduta dall'Arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Antonio D'Angelo. Qui i ragazzi hanno potuto conoscere l'esperienza della perdonanza voluta da Celestino V e preludio del Giubileo. Poi anche un momento di festa e di condivisione per tutti. Mi ha colpito molto la forza e la felicità che avevano i ragazzi appunto ieri cantando e essendo molto gioiosi tutti insieme, hanno trasmesso davvero tanto e tra l'altro sono anche molto bravi tutti insieme, tutti colorati, uno diverso dall'altro. Mi poi gasa tantissimo l'idea di incontrare sempre gente nuova, di cercare di ampliare i confini. Proprio queste esperienze qua sono diverse da magari campi nel nostro territorio parrocchiale, perché appunto sono fatte apposta per espandere appunto questi 3 giorni poi che saranno al Giubileo, dove ho un sacco di bellissime aspettative, dove dormiremo poi tutte cose nuove tra l'altro per me. E sono molto gasata, molto contenta di vivere nuove esperienze, che tra l'altro si può dire arravattati, però è questo il bello, proprio viversi queste esperienze in mezzo al niente o magari con poco, però con tanto dentro il cuore. È stata un'occasione per appunto approfondire magari le nostre capacità di conoscenza, di comunicazione, oppure per conoscere nuove cose, nuovi giochi, oppure semplicemente nuove realtà diverse da quelle che viviamo tutti i giorni. Ora apriamo un'ampia pagina dedicata alle feste patronali che si svolgono in diverse comunità della nostra diocesi in questo tempo estivo. Iniziamo da Santa Margherita Ligure, dalla parrocchia di San Giacomo di Corte, che ha celebrato la festa della Madonna della Lettera. C'è una preghiera che immancabilmente viene esaudita ed è la preghiera con cui chiediamo il dono dello Spirito Santo. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parte dal versetto finale del Vangelo della domenica al Vescovo di Chiavari per sottolineare la bontà di Dio verso gli uomini e misura senza misura del suo amore. Dopo aver commentato il testo del Padre Nostro dell'Evangelista Luca, Monsignor De Vasini, durante la celebrazione eucaristica presieduta nella chiesa di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure per la festa della Madonna della Lettera, ha evidenziato proprio come attraverso il dono dello Spirito Santo invocato si possa identificare l'esempio dell'amore evangelico. Lo Spirito Santo è il principio del nostro essere credenti. Chi è il credente? Non è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma è colui che assomiglia al Padre che è nei cieli, praticando un amore simile al suo. E che tipo di amore è quello di Dio? È un amore che ci precede, è un amore universale, da cui nessuno è escluso, è un amore immeritato, nessuno lo merita, è un amore gratuito. Una comunità in festa, quella di San Giacomo di Corte, molto devota alla Madonna della Lettera, che al termine della celebrazione eucaristica trasmessa in diretta da Teleradio Pace si è ritrovata sul sagrato della chiesa per un momento di fraternità. Noi siamo molto affezionati alla nostra parrocchia perché siamo cresciute noi tutte insieme qui da piccole e abbiamo cominciato a leggere in chiesa. Crescendo abbiamo cercato di fare altre cose anche, quindi non so, il catechismo, adesso ci occupiamo anche della pulizia della parrocchia proprio in vista della festa e poi ci attiviamo molto in questo periodo perché la festa della nostra Madonna della Lettera venga bene, insomma. Un impegno proprio da piccolini, credo che un'affezionata. Noi siamo proprio affezionate perché siamo cresciute qui in parrocchia, quindi la sentiamo un po' la nostra casa e quindi vogliamo che tutto funzioni bene. È un po' un modo, avete ricevuto, adesso state aiutando. No, io ci tengo a dire che per esempio mia nonna ho ereditato proprio da lei questo affetto per la Madonna della Lettera, perché mia nonna ai tempi si occupava molto anche, non so, delle tovaglie, di cucire, e allora io quando vedo la Madonna della Lettera che viene esposta con quella specie di bavaglio dove sono attaccati tutti gli ex voto, gli ori degli avi, insomma penso a lei e dico è una bella eredità che mi ha lasciato. E quindi quest'anno ci ho tenuto che mia figlia portasse la nipotina all'offerta dei fiori e così. Io poi vabbè faccio quello che posso, però mi fa molto piacere essere presente. Anche stasera alla processione, alla novena, ce ne sono tante dietro, anche
coppie che durante... Per quanto riguarda la festa si attiva un gruppo maggiore di persone, perché c'è da allestire anche la chiesa con i velluti, montare la Casa della Madonna, e quindi e poi ci sono tutti i portatori della casa che si farà stasera la processione, che ce ne sono tantissimi e tantissimi giovani. Questo è bellissimo per noi, bellissimo. E serve anche un po' di forza, ma è bello dai giovani. Dai giovani, tantissimo, bello. Come avete vissuto questa preparazione anche sui canti? Sui canti, insomma, abbiamo un po' risicato sulle prove, perché come oggigiorno gli impegni, insomma, sono abbastanza... però da tanti anni, ormai da più di 40, ce la mettiamo tutta. È una tradizione. Allora. È una tradizione, è diventata... cerchiamo di mantenere la tradizione nel possibile. Ecco. Tu organista da sempre? Quasi da sempre, diciamo, mi arrangio. È un titolo che mi è un po', diciamo, non è tanto meritato, però mi arrangio con l'organo, diciamo. Invece abbiamo una signora che insomma si occupa di diverse cose in parrocchia. Beh sì, sono un po' da memoria storica della parrocchia da quando avevo 15 anni, per cui ministro dell'Eucaristia, cantoria, mi occupo un po' meno delle cose importanti, riguardo anche la cura della parrocchia, che invece tante altre donne come me fanno la cura della chiesa, degli addobbi, delle pulizie, il catechismo, però tutti ci diamo una mano e tutti abbiamo fatto in modo, soprattutto prima dell'inizio della novena, che fosse tutto pronto. Ecco, questo è un appuntamento della Madonna della Lettera sentito. Assolutamente sì, noi, ma anche le persone che vengono qua, villeggianti, sono sensibili, e infatti è sempre una festività molto partecipata e molto sentita. Sì. Un componente del Consiglio degli Affari Economici della parrocchia, cosa vuol dire oggi, occuparsi dei conti? Vuol dire tante cose. Per fortuna abbiamo i parroci che... Don Luca adesso e i parroci precedenti, che ci hanno sempre dato una mano importante. La parrocchia di San Giacomo, per sua posizione, configurazione, ha anche la fortuna di avere nell'ambito di tutto l'anno parecchi matrimoni che vengono anche da fuori. Noi abbiamo coppie che vengono a sposarsi da tutto il mondo, abbiamo avuto coppie americane, coppie inglesi, e questo è anche un aiuto per la parrocchia, intanto per farla conoscere, per far vedere questa chiesa che ha un pregio notevole nei suoi marmi, nei suoi affreschi, e poi la sua posizione indubbiamente importante, è nata già dai tempi di Durazzo, quindi avevamo la chiesa, la villa dei Durazzo di fianco, quindi era un tutt'uno molto importante nella storia cittadina, ma penso anche della diocesi di Chiavari. Qual è il suo impegno in parrocchia? Il mio impegno in parrocchia, e ce ne sono tanti impegni, guardi, quello che c'è da fare è pronto, la Mariuccia è pronta. Ecco, sì, veramente. È preziosa. Insomma, preziosa è una parola grossa. Partendo da San Siro, Santa Margherita, l'Oratorio della Morte, adesso un po' anche San Giacomo, e sono coinvolta un po' da tutte le parti. Finché posso lo faccio, poi non lo so. Ci sarà qualche giovane che bisognerebbe che si coinvolgesse. Tra l'altro stamattina la ringrazio anche Telepace, perché ha consegnato i biscotti di Messina, e le offerte sono andate a Telepace. Telepace, guardi, ce n'è ancora uno in mano di offerta, dunque va bene così, no? Dai. Dia un po' un consiglio a Telepace. Io la guardo sempre Telepace, dal mattino alle 7:30 fino alle 9, poi se posso anche la messa, perché alle 9 c'è la messa, alla sera, a pomeriggio magari il telegiornale se sono libera, ecco, però Telepace la guardo e consiglio di guardarla. Chi non legge il giornale ha le notizie del vicinato. E cosa potremmo fare
qualcosa, ci dica un po' se le piace tutto o farebbe qualcosa di diverso. No, a me piace tutto, quello che posso, cioè quello che riesco a vedere, perché certo non posso tutto il giorno stare a guardare Telepace, intendiamoci. Comunque siete bravi, dai. Va bene, allora la salutiamo e la ringraziamo. Grazie. Salutate tutta Telepace. Grazie. La celebrazione eucaristica in onore della Madonna della Lettera è stata trasmessa in diretta TV su Teleradio Pace. Succederà questa cosa anche domenica prossima, questa volta le nostre telecamere saranno a Lavagna nella Basilica di Santo Stefano, perché Lavagna festeggia il titolare della Basilica domenica. Alle 20:45 alla sera ci saranno il Vespro e la processione presieduti dal Vescovo, ma al mattino la Santa Messa sarà trasmessa appunto in diretta TV su Teleradio Pace a partire dalle 11:30. Centinaia di persone hanno preso parte alle celebrazioni in onore di Sant'Anna a Rapallo, sia ai momenti di preghiera e riflessione che sono stati proposti nei giorni della preparazione, sia alla messa e alla processione nel giorno della memoria di Sant'Anna. Il vescovo ha presieduto la processione che è partita dall'antica chiesetta del 1600 ed è arrivata alla parrocchiale inaugurata 10 anni fa. Come la comunità si è preparata a questo momento? Ma noi in genere prendiamo spunto o dal Vangelo della domenica precedente del 26 o da quello successivo. Quest'anno abbiamo preso spunto dal Vangelo della passata domenica, dove appunto c'era questo dialogo tra Marta e Maria su che cosa sia la parte migliore. E ci ha aiutato Don Alessandro Deò, che è un sacerdote eremita. È stata una serata molto partecipata, ma anche la processione di questa sera, veramente un segno che le cose semplici arrivano al cuore di tutti e non chiacchierano e parlano. Io credo che camminare insieme sia veramente importante. Il camminare sta vivendo una grande riscoperta, è salutare camminare insieme, fa bene camminare e vedere una comunità che con tutte le sue tantissime differenze riesce grazie al Vangelo a camminare insieme. Io credo che sia veramente un segno molto bello. Una grande partecipazione in una serata così nel camminare, poi il momento dell'adorazione sul piazzale. Davvero una grande partecipazione, sia per esempio la messa di questa sera alle 18, molto partecipata, indimenticabile la sera del sabato precedente della vigilia della festa, dove abbiamo celebrato il sacramento dell'unzione dei malati per quasi 70 persone. Ma qui la comunità veramente risponde in modo molto sincero, sia con la presenza che con la collaborazione. Ognuno fa la sua parte, l'abbiamo visto questa sera, e io credo che questo sia un modo di testimoniare proprio la comunità, la società, l'aggregazione, lo stare insieme, che non sottolineiamo mai abbastanza. Una testimonianza grande quindi anche per i turisti che in questa stagione, in questo momento sono a Rapallo. Sì, la nostra comunità cristiana durante le domeniche dell'estate accoglie tantissimi turisti dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla amatissima città di Milano, e fanno parte della comunità. Ecco, noi così scherzando diciamo che non esistono foresti. Però loro si sentono parte della comunità, molti erano qui anche questa sera e io credo che anche questo sia molto importante ed è un bellissimo segno che la comunità di Sant'Anna riesce davvero a spalancare le porte e ad accogliere e a dire qualcosa di significativo. È particolarmente significativo la partenza dalla chiesa originaria, dalla cappellina, e poi arrivare alla chiesa parrocchiale. È particolarmente forte questo sì. Ma sì, qui si apre un orizzonte di un percorso anche narrativo, storico, perché noi siamo partiti dall'antica chiesina di Sant'Anna, che è del 1600,
e attraversando il quartiere della Rapallizzazione siamo arrivati alla chiesa di Sant'Anna, che è del 2015. In mezzo abbiamo affiancato, vicino ai 3 distributori, abbiamo affiancato il garage, che oggi è una rivendita di automobili, che per 40 anni è stata la sede della parrocchia di Sant'Anna. E c'è tanto da dire da questo punto di vista, perché la costruzione, l'urbanistica, l'architettura è un linguaggio, dice qualcosa dell'idea di uomo, dell'idea di comunità. Allora, senza infierire su nessuno, ecco, forse dagli anni 60 ad oggi le case nel nostro quartiere sono state costruite in qualche caso pensando soltanto al guadagno e non alla comunità. Non ci sono spazi sociali, non ci sono spiazzi, non ci sono piazze, non ci sono luoghi di aggregazione. Ecco, poi è saltata fuori controcorrente l'edificazione di questo luogo, che ha un sagrato meraviglioso e che è frequentatissimo. Quindi lei, come dire, ha posto una domanda che apre per chi abita qui anche delle domande. Comunque è molto interessante appunto osservare il linguaggio urbanistico architettonico come un linguaggio. Ecco, la nostra parrocchia ha un sagrato aperto, senza cancelli, sempre aperto, sempre disponibile, e speriamo che chi costruirà la Rapallo del futuro, ecco, impari un po' anche da questa forma abitativa. Una serata perfettamente riuscita, una grande festa. Che cosa rappresenta per questo quartiere, per questa comunità, la festa di Sant'Anna? La festa di Sant'Anna è molto importante per questo quartiere, perché, come si può notare, il quartiere è molto abitato, ma anche la stessa chiesa è davvero frequentata quotidianamente da tantissimi cittadini, ma anche dagli ospiti che vengono a soggiornare nella nostra città. La festività di Sant'Anna è sempre stata sentita. Sant'Anna è una figura che è molto ricordata nella nostra città, è molto pregata, anche perché è la madre della Madonna, e quindi si ricollega al culto che noi abbiamo per la Madonna di Montallegro. Sono molto contenta perché è stata partecipata questa sera e anche il tempo è stato clemente, ha permesso anche al parroco e ad Don Aurelio di svolgere tutto secondo quello che avevano organizzato. La festa di Sant'Anna è celebrata in diverse comunità della nostra diocesi. Da Rapallo ora ci spostiamo a Moneglia ed in particolare nel piccolo paese di Comeglio, che ha celebrato appunto la festa di Sant'Anna. Resta con noi, non ci lascia. Insieme si possono fare grandi cose. La comunità di Comeglio a Moneglia si è riunita per celebrare la festa patronale di Sant'Anna, un momento molto atteso che è cominciato il 25 luglio alla vigilia della festa, con una preghiera di lode e invocazione, ed è proseguito il sabato con la Santa Messa, il canto del Vespro, la processione e la benedizione solenne. Abbiamo celebrato la festa di Sant'Anna qui nella frazione di Comeglio, nella parrocchia di Moneglia di Santa Croce. E in questi giorni abbiamo preparato la festa ieri sera con un momento di preghiera presieduto da Don Giovanni, e oggi abbiamo celebrato la messa al mattino e oggi pomeriggio appunto la processione. Anche se è una piccola comunità, è una comunità molto, molto attiva e ha partecipato anche ai momenti di preghiera sia questa mattina che oggi pomeriggio. Dopo la preghiera si è proseguito con un weekend di musica, buon cibo, mercatini e divertimento per tutti, con spazio per i bimbi, musica live e stand gastronomici. Un'occasione per valorizzare la frazione, renderla viva e popolata. Una parentesi festosa nella vita di tutti i giorni a cui tengono tutti a Comeglio, tramandata di generazione in generazione, in cui festa e preghiera si fondono insieme in un'unica voce. Questa organizzazione è stata creata 3 anni fa, abbiamo riunito tutto il paese perché abbiamo deciso di rimetterci in pista per valorizzare il nostro territorio, queste piccole realtà, questa piccola frazione di Comeglio che negli ultimi anni è stata ripopolata.
fortunatamente da un sacco anche di famiglie giovani, sta nascendo un sacco di bambini. Abbiamo appunto voluto riunirci per organizzare una serie di feste. La più sentita è quella appunto patronale, quella del 26 di luglio di Sant'Anna, che è una festa centenaria. Non è sempre così tutto semplice, ma siamo un bel gruppo affiatato, c'è un intero paese, siamo 40-50 persone appunto che ognuno mette un pezzettino e insieme siamo riusciti a fare una bella cosa. È sicuramente un'ottima occasione per valorizzare la frazione, per renderla viva come in effetti è e per soprattutto evitare lo spopolamento, che è un rischio che purtroppo c'è nelle nostre zone di campagna. La festa è un'occasione per promuovere questa località, è un'occasione per fare del volontariato, anche per raccogliere anche dei sostegni di beneficenza, ma soprattutto è l'occasione per far conoscere questa frazione e, ripeto, evitare lo spopolamento, che è una piaga di quelle che sono le campagne delle nostre zone. Da Comeglio andiamo in un'altra piccola frazione, questa volta siamo a Breccaneca nel comune di Cogorno, anche in questo caso una frazione collinare che quest'anno in occasione di alcuni anniversari particolari ha voluto proporre diversi momenti di fraternità e di condivisione prima della celebrazione della festa. La comunità di Sant'Antonino a Breccaneca, sulle alture di Cogorno, ha celebrato la festa di Sant'Anna ricordando i 200 anni dall'istituzione della parrocchia, che venne separata da quella di San Lorenzo a Cogorno nel 1825, e i 100 anni dalla consacrazione della chiesa, elevata a prevostura dal vescovo Amedeo Casabona nel 1925. Quest'anno stiamo vivendo festeggiamenti particolarmente intensi e particolarmente anche ricchi di proposte di carattere culturale e di carattere religioso. Vivere la festa patronale per una comunità significa anzitutto ritrovarsi insieme, camminando su quello stile che il Signore ci ha lasciato e che Maria ci ha trasmesso con quella semplicità tipica dei suoi passi, dei suoi primi passi come prima discepola del Signore Gesù. E l'augurio è che anche la nostra comunità sappia camminare con umiltà, con passi decisi, ma sempre sulla via dell'incontro e del bene. La festa è culminata con la processione lungo le strade del paese. Questa sera ci siamo ritrovati e abbiamo camminato lungo la via del nostro paese, portando la statua di Maria con Sant'Anna attraverso le case di questa frazione. E così è un modo veramente per stare uniti e per rivivere quei momenti di semplicità ma anche di solennità. Ma la settimana di eventi in vista della festa patronale è stata molto intensa, ricca di appuntamenti dedicati a tutta la comunità. Abbiamo iniziato domenica 20 con la proiezione del film Luca per i bambini. Abbiamo scelto di iniziare a Casa Canata perché era la prima opera realizzata nel secondo centenario e i bambini sono stati bravissimi. Prima della proiezione hanno piantato un albero di ulivo che sarà il simbolo del centenario. Poi abbiamo continuato i festeggiamenti lunedì con il concerto di campane dell'Associazione Campanari Liguri. Mercoledì abbiamo avuto i Ruspanti che hanno presentato la commedia dialettale Una bella famiglia e venerdì l'ensemble di fiati dell'orchestra Città di Lavagna che ha fatto un bellissimo concerto. Insomma, il centenario è stato festeggiato nel miglior dei modi. Sì, è stato festeggiato alla grande e abbiamo avuto una grande risposta sia dalla gente del circondario sia dalla gente di paese. Da fine giugno stiamo lavorando
Ho avuto i miei angeli custodi che veramente mi hanno aiutato a passo passo, chi ha pitturato, chi ha pulito, chi ha costruito, chi ha restaurato, è stato veramente un bel segno di comunità. È una festa che si fa da sempre qui in parrocchia, Sant'Anna è la patrona, è sempre stata molto sentita da tutti e quest'anno in particolare Maria Stella è riuscita a coinvolgere tutti, è sempre molto emozionante e quest'anno lo è stato in modo particolare, insomma, tantissima gente presente, tantissimi disposti a collaborare. Speriamo che questo spirito rimanga anche dopo questa giornata, ecco, sarebbe bello. Vedendo dei ragazzi, insomma dei giovani, riscoprire o scoprire la bellezza della parrocchia di far festa insieme. Sì, sicuramente, speriamo appunto che questo spirito che ci hanno lasciato un po' i nostri vecchi vada avanti e che tra 100 anni ci sia qualcuno al posto nostro che comunque ci ricordi e che porti avanti le nostre tradizioni che comunque sono sempre belle e poi comunque avere una luce che ci guida durante il nostro percorso penso che sia sempre molto, molto importante, ci aiuta nei momenti belli, ci aiuta nei momenti difficili ed è importante avere una guida lassù. È una festa che richiama alla mente ricordi lontani. La Brecanecca è stata sempre la nostra festa principale, che quando eravamo bambini l'aspettavamo da mesi, tutte queste cose qua. Adesso siamo arrivati a 100 anni, meno male che siamo arrivati, speriamo di fare altri 200. Adesso speriamo che vadano avanti, che duri, altri 100 anni, 200, non lo so. Ettore, allora sei contento di questa bella festa? Moltissimo, mi piace molto perché la parrocchia di Beccanecca compie 100 anni e questo mi rallegra. E il nonno ti ha spiegato un pochino? Diciamo di sì. Ma è anche una festa delle radici. La nostra origine è qui sotto, in mezzo agli ulivi, in mezzo ai boschi. Poi appunto da Brecanecca i nostri vecchi sono emigrati a Buenos Aires. È una cosa interessante che nel celebrare questo avvenimento, 100 anni fa il nonno Eugenio è stato il promotore a Buenos Aires della raccolta di fondi per il primo centenario della parrocchia della chiesa di Brecanecca. Siamo qua perché in questa giornata era giusto essere presenti per ricordare e perché sia anche di sprone per il futuro di non dimenticare, guardare sempre dietro. Ancora più singolare la storia di Stefania Mangiante Amodeo, che vive negli Stati Uniti a Bethesda, nel Maryland, vicino a Washington, ma torna ogni anno a Brecanecca. Dal 1964 ha mancato solo l'anno in cui è diventata mamma. Ho sposato un americano e ho promesso a mia mamma di tornare tutti gli anni a Brecanecca. Però? E ho mantenuto la promessa e adesso ho 84 anni e sono sempre venuta a Brecanecca. Bravissima. C'ha dei figli qua? I miei figli sono in America ma vengono spesso a Brecanecca. E com'è venuta fin qua questa sera? A piedi. Io a Brecanecca marcio a piedi, non uso la macchina. E da Genova? Da Genova prendo il treno. Prima guidavo la macchina, adesso guido la macchina fino alla dove c'è il parcheggio e poi prendo il treno. E cosa diciamo per questo anno dei festeggiamenti dei 100 anni? Quali auguri alla parrocchia di Brecanecca? Auguri ancora 200 anni e poi si ripete di nuovo, perché Brecanecca è un posto speciale e tutta questa gente ama Brecanecca.
Nella festa di Sant'Innocenzo Martire, nella parrocchia di San Martino di Noceto a Rapallo, domenica 3 agosto alle 10:45 saranno inaugurati i lavori di restauro del campanile. Seguirà la Santa Messa. Il Vescovo presiederà la celebrazione. Nel pomeriggio, sempre domenica alle 18, i Vespri e la processione. Andiamo a Chiavari, nella parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Rì, la parrocchia di Ribasso che ha celebrato la festa di Nostra Signora della Salute. La festa di Nostra Signora della Salute non è mai solo un rito per la comunità di Ribasso a Chiavari, è un'occasione di profonda fraternità e di riflessione sulle domande più brucianti dell'esistenza, quelle che chiedono uno sguardo alto ed una invocazione a Maria, perché è vero, sono le ferite del corpo quelle per cui si invoca la Vergine, ma ci sono anche le ferite dell'anima, quelle che si curano con la preghiera e la riflessione, con la condivisione fraterna. Sono stati giorni belli, di incontro, di comunità per tutte le età, a partire dai giorni di preparazione più dedicati ai bambini, con dei momenti anche di ascolto, con testimonianze, e poi piano piano avvicinandosi alla domenica anche con il coinvolgimento di adulti e anziani. E anche le occasioni di cena e di festa sono state un'occasione importante anche perché la parrocchia ha incontrato un po' tutto il quartiere. La festa è scandita da un tempo di preparazione, dalle cene di quartiere, dalla raccolta di offerte, dai riti religiosi e dalla processione lungo le vie del quartiere, con alcuni volontari storici a dare una mano, alcuni anche da molti anni, come chi prepara la pesca di beneficenza. Si inizia quasi un mese prima per preparare tutto quanto. Come raccogliete gli oggetti? E intanto la gente lo sa della parrocchia tramite il parroco che avvisa che si comincia a fare la raccolta. Poi quelli che fanno le offerte in soldi, allora si va a comprare. Prima eravamo più collaboratrici, però lavoravamo tanto anche con la festa in piazza, cioè si lavorava un po'. Adesso qua è più tranquillo. Qui la parrocchia anche nella storia è sempre stata una parrocchia che ha fatto tante iniziative, è importante anche un po' imparare a stare, a riflettere, a pregare per poi essere motivati anche a coinvolgersi. Sotto gli occhi di tutti c'è il coinvolgimento di tanti giovani nel servizio durante la festa e nella partecipazione ai momenti di preghiera. C'è partecipazione dei ragazzi tantissimo, ci sarà quello che magari viene per stare in compagnia, però io tanti ragazzi così non li ho mai visti. Sicuramente bisogna cercare di proporre delle esperienze, delle iniziative che respirino un po' di bellezza e della fraternità di stare insieme, ecco. Questo penso che sia importante. Anche quest'anno sono con fierezza, diciamo, un portantino, è sicuramente un'occasione molto bella per stare uniti insieme ad altre persone che condividono questo desiderio e sarà sicuramente una bella esperienza. Siamo un bel numero, siamo sui 28-30 persone e faremo qualche prova prima di cominciare per testare un po' il feeling fra portantini, fare le coppie e tutto, ma sì, molti sono già, non sono alla prima esperienza, quindi buone sensazioni. Tu parteciperai anche al Giubileo Giovani a Roma? Esattamente, partiremo insieme alla Diocesi di Chiavari, anche noi di Ribasso, venerdì mattina, faremo i 3 giorni di Giubileo che si concluderanno con la messa domenica mattina a Tor Vergata e poi noi, gruppo di Ribasso, faremo un'esperienza ulteriore andando a Locri in questa cooperativa di beni sequestrati alla mafia e faremo importanti testimonianze con delle persone che hanno avuto appunto esperienza di speranza in una terra che qualche anno fa tanta speranza non dava. Prosegue il ciclo degli appuntamenti dal titolo Celestiali Risonanze, concerti organizzati dalla Filarmonica Città di Chiavari nelle chiese giubilari della diocesi. Sabato 2 agosto alle 18 al Santuario di Nostra Signora della Guardia a Velva, Luca Franzetti proporrà brani di Mozart, Salieri e Haydn al violoncello. Il concerto sarà riproposto anche domenica 3 agosto alle 17:45 al Santuario di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo.
Rapallo. Terminiamo così il nostro appuntamento con Noi Chiesa, grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.